Era fuggito alla vista della polizia scappando per oltre 1 chilometro. L'uomo, 47 anni dominicano, era stato poi fermato dagli agenti. Per lui si sono aperte le porte del carcere. L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal GIP Carlo Colombo. L'uomo è ritenuto uno degli elementi di spicco della banda di dominicani smantellata dall'operazione Focus 23, un gruppo criminale dedito al traffico di cocaina tra il Veneto, soprattutto la provincia di Treviso, e l'Emilia-Romagna. Nelle ore scorse sono scattate, oltre all'arresto, altre misure cautelari e riguardano 6 degli indagati, tutti di età compresa tra i 27 e i 40 anni. 4 hanno l'obbligo di dimora nei comuni di residenza, di cui 3 hanno anche l'obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne e 2 la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Per altri 2 indagati, sempre originari della Repubblica Dominicana, di 40 e 42 anni, è stato disposto l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. 2 persone sono ancora irreperibili, mentre gli altri componenti della banda si trovano già dietro le sbarre, detenuti per altre vicende. Un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico e alla detenzione illegale di armi. L'indagine era stata avviata nel giugno 2023, quando la polizia aveva notato una Ford Focus che quasi quotidianamente viaggiava tra Treviso e Ravenna. La cocaina era lo stupefacente più venduto dall'organizzazione. La base dei narcotrafficanti era un'abitazione di Ravenna dove vivevano alcuni degli indagati. Qui i dominicani confezionavano la droga arrivata dalla Spagna ma anche da altre parti d'Italia, per poi darla a spacciatori sparsi nel territorio che la vendevano ai clienti, in gran parte veneti e trevigiani.